La Fiera Agricola 2022, Fiera Cavalli, Agricola Forte e Open Farm ha sposato un concetto molto chiaro di fare le cose assieme. Siamo qui con uno stand condiviso con AFEI, che è un'accademia Federazione Equestre Italiana, la Scuola Reale Spagnola, Equestre, la più antica del mondo. Siamo molti sponsor sostenitori. Noi come Agricola Forte coltiviamo l'erba medica, che è un cibo nutriente per tutti gli animali, in questo caso anche fitoterapico per il cavallo. Questa è la piantina che coltiviamo con il processo per sostenere la sostenibilità e la biodiversità, e fare le cose assieme ci rende più grati per la salute dell'animale, dell'uomo e dell'ambiente. Ci auguriamo che questo progetto possa proseguire con intenti e obiettivi comuni per il cittadino, per i cavalli, gli animali e l'ambiente. Ringrazio Verde a Nord-Est, che gentilmente sono qui oggi a seguirci in questo progetto di comunicazione, e vi abbraccio. La terra, coltiviamo salute per tutto il pianeta. Questo evento può dire la sua per quanto riguarda l'equitazione e il mondo dell'ippica, visto e considerato che abbiamo 9.000 allevamenti, 27.500 soggetti allevati, e la storia del cavallo è indissolubile con quella di noi veneti, insomma, e la figura del cavallo ci ha sempre accompagnato nella storia e lo è ancora oggi fondamentale. Dall'altro resiliente sì, perché comunque questo ci aiuta anche a scandagliare quella parte di territorio con queste visitors law e questo modo di interpretare un nuovo filone economico, che è quello appunto del turismo equestre, che lo si fa in maniera rispettosa dell'ambiente e cercando comunque di dar vita e sostenere nuove imprese, molte delle quali sono dei giovani. Un comparto importante, quello equestre, una filiera lunga, un comparto importante non solo per la nostra regione ma anche per il nostro paese. Oggi in fiera ci sono moltissime aziende che danno ricchezza e produttività. Potremmo definire delle condizioni per il prossimo futuro? Definiamole con i numeri: sono 350.000 i cavalli allevati, 50.000 occupati, un giro d'affari di circa 3 miliardi di euro a livello nazionale, che poi ricade sul Veneto per circa 300 milioni di euro. Direi che questo è un settore a tutti gli effetti. Peraltro il combinato disposto della promozione di questo settore assieme a quello del territorio dà vita a un'industria, che è quella del turismo, che vale 18 miliardi di fatturato in Veneto. E infatti la domanda che le stavo per fare è quali sono le caratteristiche, com'è il nostro turismo equestre veneto e le ipovie del Veneto? Direi che i dati sono assolutamente dalla nostra parte, più di 1500 km di percorsi. Peraltro adesso stiamo per inaugurare il percorso dell'umanità dell'UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Stiamo parlando di un percorso di 50 km da Valdobbiadene a Vittorio Veneto, ma è uno dei tanti percorsi, quindi la volontà di dire che ci siamo anche su questo fronte, e direi che i risultati li si vedono. Oggi sempre più il Veneto viene preso come riferimento e modello per il turismo equestre. Grazie Presidente. Grazie a voi. Io ringrazio Franz per avermi coinvolto in questo progetto. L'ho voluto aiutare volentieri fin dall'inizio, perché il concetto studio conoscenza pratica ha trovato, quando me l'ha presentato e tutto, mi ci sono molto trovato nella bontà di questo progetto, e quindi l'abbiamo supportato fin dall'inizio. Passo a Chiara che... Io non posso che condividere quello che è stato detto. Infatti questo denominatore comune, che possiamo dire accompagna tutte le attività nostre italiane, ma come dicevi prima Gigi, anche oltre i confini italiani. Infatti con la cavalleria di Cordoba ciò lo dimostra. Noi abbiamo infatti sposato con voi questa causa, diciamo, più che una causa è proprio uno scopo, è uno scopo che però è anche ciò che ci accompagna quotidianamente. Infatti abbiamo passioni diverse, lavori diversi, ambiti diversi, ma comunque lo scopo di studiare quello che ci appassiona per poterlo condividere, per poi metterlo in pratica e quindi migliorare costantemente nel nostro lavoro. Grazie. Chiuderei con l'altra persona che è il cuore di AFEI, che ha organizzato assieme a Franz l'evento, e per chiudere che fare le cose assieme ha grande valore aggiunto.
Io devo ringraziare questa importante partnership che si è creata nel tempo, perché è uno strumento che ci ha permesso e ci permetterà di diffondere il rispetto per il cavallo e la cultura equestre, che è importante. Quindi lo studio, la conoscenza e la pratica è vero in ogni settore, però questa unione di intenti permette veramente, parlo da formatore equestre, di diffondere una cultura equestre corretta ed eticamente corretta. Quindi grazie a tutti. Da Verona è tutto, ciao ciao!